Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Stamattina partenza per Pescara per 10.000 tifosi rossoblù in viaggio per inseguire un sogno in treno e con centinaia tra bus e auto private. Stasera alle 20:45 la squadra silana opposta al Siena si gioca un posto che vale la Serie B. Inaugurato stamattina il nuovo blocco operatorio dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, la presenza del governatore e del commissario, il direttore generale Gentile. Il percorso è iniziato dopo la visita dei NAS, 4 i milioni di euro spesi. Il presidente Scura: non si sono mai amati, men che meno adesso che i 5 Stelle fanno sapere di un imminente cambio di passo. Stamattina i due, dopo mesi, si sono ritrovati uno accanto all'altro e dato il via ad una vigorosa stretta di mano, come non accadeva da oltre un anno. Identificato e arrestato dai carabinieri il responsabile dell'incidente sulla SS 106 in cui ha perso la vita un giovane migrante. Si tratta di un 23enne già noto alle forze dell'ordine. Buon pomeriggio e buon sabato dalla redazione del TG10. È il grande giorno per il Cosenza che questa sera alle 20:45 allo Stadio Adriatico di Pescara giocherà con il Siena la finale playoff per la Serie B. Stamattina partenza per 10.000 tifosi. Noi c'eravamo, vediamo. Questo è il popolo, perché il calcio è una festa di popolo. Questi ragazzi sono pronti a partire perché è la passione che li spinge, quella per i colori della squadra del cuore, che significa città, comunità. Si mettono in viaggio con l'allegria di chi sa che in fondo è una festa. Si dirà, la Calabria ha tanti problemi, tante criticità, tante emergenze. Certo, questi ragazzi lo sanno meglio e forse di più di chi storce il naso e recupera una serenità che nel quotidiano non si intravede. Per un giorno almeno al primo posto c'è la bandiera, ci sono i cori, la voglia di dimostrare che a volte la passione è più forte di qualsiasi altra cosa. Del resto si vive anche di questo, no? Non si affrontano 700 chilometri se non si ha una forte motivazione. Gruppi di amici, intere famiglie in treno, in autobus, in macchina, perché esserci non ha prezzo. Seguo ancora te, questa è una malattia che non va più via. Spingere, incitare, cantare, esaltando un pezzo di cultura in senso ampio del termine, è un'occasione da non perdere. I molti cosentini che rimarranno in città, ne siamo certi, rimarranno incollati davanti alla TV, a soffrire e palpitare. Già, davanti alla TV, perché nonostante i nuovi media, piattaforme social e quant'altro, la televisione regala emozioni ed immediatezza che nessun altro mezzo è capace di dare. Ma adesso è tempo di partire. Pescara attende gli 8.000 tifosi che riempiranno lo Stadio Adriatico. E allora, via col coro. Un cammino lungo e tortuoso per i rossoblù di Braglia, partiti da molto lontano e arrivati a un passo dal traguardo, ce lo racconta Gianluca Pasqua. Dal gol di Bollino, che gelò i 3.600 del San Vito Marulla nella gara di apertura dei playoff tra Cosenza e Sicula Leonzio, alla deviazione di Frascatore che ha fatto esplodere lo stadio cosentino, ricolmo di 20.000 lupi, spingendo il Cosenza alla finale di Pescara. Un cammino lungo, difficile, esaltante, quello della squadra di Piero Braglia, protagonista nella post-season di un campionato che le aveva regalato molte gioie, ma anche troppi dolori.
Un percorso complicato iniziato in compagnia di altre 27 squadre, subito a rischio ma rimesso in carreggiata dai gol di Okereke e Baclé nei minuti finali del confronto con i siciliani di Aimodiana. Continuato con il pareggio nell'altra gara singola con la Casertana, forse la più sofferta, con il gol immediato di Tutino e la strenua difesa dopo il pareggio di Finizio. Poi la fase nazionale, la doppia sfida con il Trapani, con i lupi capaci di annullare i privilegi degli avversari, vincendo 2-1 al Marulla ed espugnando il provinciale con una prova perfetta. Stesso copione nel confronto con la San Benedettese, avversario ostico, battuto in casa e anche a domicilio, giocando sempre con personalità e ribaltando i pronostici e i privilegi. Poi la semifinale, storia recente, la sfortunata gara a Bolzano, una splendida prestazione non premiata dal risultato a favore del Sud Tirol, velenoso negli ultimi secondi. E la gara di ritorno, esperienza difficile da dimenticare per i calciatori e l'intera città, una rimonta da favola che ha lanciato i lupi a un passo dalla B. Resta l'ultimo ostacolo, il duello con il Siena dell'Adriatico Cornacchia di Pescara, uno stadio che è già nella leggenda rossoblù, dove stasera si potrà scrivere una nuova storia. Oggi è un giorno importante anche per la sanità cosentina, 7 nuove sale operatorie inaugurate all'Annunziata, dotate di moderne e sofisticate tecnologie, investimenti importanti per il nuovo blocco operatorio, circa 4 milioni di euro. Nella cerimonia di oggi c'è stato anche un episodio inconsueto, la stretta di mano tra il commissario Scura e il presidente Oliverio, che erano entrambi presenti all'inaugurazione, anche se le posizioni del presidente e del commissario restano distanti. I nostri servizi. Sono state intitolate al compianto chirurgo cosentino Antonio Petrassi le nuove sale operatorie inaugurate questa mattina all'Annunziata di Cosenza. Un momento importante per la sanità del territorio, sottolineato dalla presenza della politica regionale, delle istituzioni, degli operatori sanitari e dei familiari del professor Petrassi. Prima del taglio del nastro le parole del governatore Oliverio, che sottolinea gli impegni assunti per potenziare la struttura sanitaria esistente, per dare risposte immediate alle esigenze di cura dei cittadini, e su questo è d'accordo col commissario Scura, ma l'obiettivo resta quello di realizzare al più presto il nuovo hub regionale. Io ritengo che sui problemi di questa portata non ci dovrebbero essere, non ci devono essere divisioni, non ci devono essere atteggiamenti strumentali, perché realizzare una importante struttura come un hub moderno in una provincia come questa è una necessità. Dopo la benedizione da parte del vescovo Onolè, la visita al nuovo complesso operatorio dotato di moderne e sofisticate tecnologie. È un percorso che è iniziato 1 anno e mezzo fa a seguito delle verifiche che ci sono state da parte del NAS e che oggi finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo di poter concretamente realizzarle. Finalmente l'Annunziata si è dotato di un unico complesso operatorio che è formato da 7 sale, sono sale operatorie che consentono di abbattere i lunghi tempi di attesa, soprattutto per quelle patologie particolari che sono le malattie tumorali, e diminuire l'emigrazione sanitaria. Tutte le branche chirurgiche da oggi possono operare tutta la settimana, non più come una volta, come l'altra settimana dove si operava a giorni alterni. Investimenti importanti per arrivare al risultato di oggi. Investimento delle sole sale operatorie di 2,5 milioni, di tutto invece il complesso, compreso l'endoscopio, che sono 4 milioni di euro. Beh, la scena è da immortalare e noi lo abbiamo fatto. Eccola, stretta di mano Oliverio Scura. Adesso le cose serie. Il commissario avverte la pressione esercitata anche dai 5 Stelle, che hanno fatto sapere che la sua poltrona traballa. Ho letto anch'io, ma mi sembra che siano degli annunci sui quali non posso minimamente esprimere dei giudizi, perché sono dei giudizi di natura politica. Chi gongola per questa eventualità è di certo il governatore. Io mi auguro che appunto questa
questo pronunziamento dei 5 Stelle diventi rapidamente realtà. La Calabria ha bisogno di cambiare passo nella sanità. Ma c'è anche il pacco dei laboratori privati, ma qui Scura mena per difendersi e non risparmia l'affondo ad Oliverio. Qualcuno cavalca tutto questo movimento per dare addosso al commissario. Il commissario ormai è talmente allenato a tutte queste accuse, per cui insomma a me dispiace solo per quei calabresi che, esenti i ticket, adesso devono pagare qualche cosa. Poteva mancare la replica del Presidente. Non si può fare demagogia, non si può fare populismo da parte di chi magari ha alimentato privati per ben altre operazioni di natura diversa da quelle delle prestazioni dei servizi. Il siparietto si chiude qui, ma resta il desiderio della politica regionale di fare a meno del commissario. Insomma, la storia continua e di Pax non se ne parla, nonostante la formale stretta di mano. La cronaca adesso: è stato individuato e arrestato dai carabinieri il pirata della strada che ha investito e ucciso sulla strada statale 106 un 18enne rifugiato politico. La vittima era in bicicletta, in manette un 23enne accusato di omicidio stradale. Vediamo. Era in sella a questa bici il gambiano, travolto e ucciso da un pirata della strada sulla statale 106 a Corigliano. La vittima aveva 18 anni. L'uomo che l'ha investita adesso è stato individuato e arrestato dai carabinieri. Ecco l'automobile che i militari, grazie a serrate indagini, sono riusciti a rintracciare. È completamente distrutta, vedete nella parte anteriore destra, sulla carrozzeria, ancora tracce di sangue. Gli inquirenti sono partiti dalla campionatura di alcune parti della carrozzeria che la macchina, dopo l'impatto, aveva lasciato sul luogo dell'incidente. I carabinieri hanno trovato alcuni frammenti, in particolare un fanale, parte della carrozzeria e del portatarga, e da qui sono riusciti a risalire ad una locale carrozzeria dove l'auto recentemente era stata riparata, e così i militari hanno accertato che l'auto che aveva falciato il rifugiato politico era un Alfa 147 di colore nero. Il titolare è risultato essere un uomo di 56 anni, ma quella sera alla guida della vettura c'era il figlio. Si tratta di Rosario Docimo, 23 anni, già con precedenti per reati in materia di codice della strada contro la persona e il patrimonio. Gli inquirenti lo hanno messo alle strette. Il giovane alla fine è crollato e in lacrime ha ammesso le sue responsabilità, ma ad aiutarlo a nascondere l'auto sarebbero stati la compagna e il fratello. I due, che adesso dovranno rispondere di omissione di soccorso, si sarebbero recati inoltre con un'altra macchina sul tratto di strada in cui si è verificato l'incidente per informarsi sulle indagini in corso. Adesso il 23enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Ancora sangue sulle strade calabresi, ancora un incidente mortale, questa volta alla Mezzia Terme sul rettifilo Bagni, una Smart con a bordo un 37enne per cause ancora in corso di accertamento è finita fuori strada ribaltandosi. L'uomo alla guida è stato soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118, l'elisoccorso, la Guardia di Finanza e i carabinieri per ricostruire la dinamica e accertare le cause dell'incidente. Le forti piogge che hanno interessato la zona, come testimoniato dalle immagini, hanno reso più complesse le operazioni di soccorso. Adesso ci spostiamo a Bovalino, siamo nel Reggino, perché sulla spiaggia sono stati trovati degli indumenti, dei vestiti, presumibilmente appartengono a dei migranti giunti clandestinamente. Vediamo. La notizia non trova né conferme né smentite, ma da stamattina sono insistenti i rumors secondo i quali un gruppo di clandestini è sbarcato sulla costa ionica reggina tra i comuni di Bovalino e Ardore. I migranti però si sarebbero sparpagliati per non essere visti. Sulla spiaggia diventata l'approdo sono stati lasciati abiti e altri modesti effetti personali, segni evidenti della presenza di più persone. Le cose dovrebbero essere andate così: lo sbarco potrebbe essere avvenuto nella notte o poco prima che facesse giorno. Poi si sarebbe deciso di far perdere le tracce, abbandonando zaini e altri oggetti e tenendo solo lo stretto indispensabile, un modo per evitare di essere scoperti ed identificati. Una tecnica usata qualche altra volta agli inizi del fenomeno migratorio, poi però non più adottata in ragione della più che garantita accoglienza da parte dell'Italia.
garanzia che dopo i recenti atti del nuovo governo sembra essere venuta meno. Si dovrà adesso capire se coloro che sono sbarcati tra Bovalino e Ardore fossero persone fuggite dagli orrori delle guerre e dei regimi che rendono un inferno la vita in diverse aree dell'Africa e del Medio Oriente, o se fossero soggetti che hanno approfittato di una situazione di emergenza per fini non leciti. A Vibo adesso perché i commercialisti hanno discusso della crisi economica individuando anche una via d'uscita. Vediamo. È la grande contraddizione che attanaglia il Vibonese, un territorio che sembra baciato dalla fortuna, situato in una posizione centrale e per questo ben attrezzato a livello infrastrutturale, ricco di bellezze paesaggistiche tra le più belle, ad un passo dal mare più attraente, a due da una montagna ugualmente affascinante, tra bellezza e spiritualità, con l'aggiunta di una storia millenaria che attira e coinvolge. Eppure una crisi incombente la tormenta e la impoverisce inesorabilmente. Perché? Com'è possibile? Qual è la strada per puntare al rilancio? I commercialisti vibonesi se lo chiedono e puntano ad un coinvolgimento della comunità spingendola alla reazione. Se noi andiamo a considerare che le risorse economiche di cui è dotata la provincia di Vibo sono quelle risorse irripetibili, risorse che nessun'altra provincia al mondo può avere, e parliamo della costa, parliamo delle infrastrutture, non abbiamo una carenza infrastrutturale, abbiamo due linee, un aeroporto a 20 chilometri, i due porti, l'autostrada, quindi il nostro vero problema è che deve partire da noi e quindi siamo noi i fautori di questa rinascita e di una crescita. Questo è il senso dell'incontro che ha visto protagonista il docente della LUMSA Luigino Bruni, teorico dell'autosovversione e esponente del movimento cattolico dei Focolarini. Vibo è una città importante, è un luogo cruciale del Mediterraneo, cioè io non vedo la Calabria come la periferia d'Europa, ma la vedo come un luogo che, se saremo bravi con la cultura, col turismo, con l'economia, potrà sempre più diventare una capitale dell'Europa e del Mediterraneo, e non solo per la periferia. Ma la periferia e il centro è una questione anche di posizione culturale, come noi ci vediamo. Spesso la periferia è dentro la testa, non è tanto fuori, dobbiamo rimparare a rivedere il mondo in un altro modo. Premiati gli alunni delle scuole che hanno partecipato al concorso per una provincia differente organizzato dalla provincia di Cosenza, disegni, interviste e spot pensati per promuovere e spiegare la raccolta differenziata, il servizio. Se le percentuali di raccolta differenziata sono in crescita, lo si deve anche all'impegno dei calabresi e alla diffusione del senso civico, soprattutto tra le giovani generazioni. Gli studenti rispondono con entusiasmo ad ogni iniziativa a difesa dell'ambiente che venga lanciata dalle istituzioni, e anche per la campagna per una provincia differente promossa da Alesco, l'Agenzia Locale per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile della provincia di Cosenza, con il supporto della provincia stessa, si è registrata molta attenzione. L'attività di formazione ha coinvolto migliaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio provinciale, impegnati non solo in un percorso informativo organizzato dallo staff di Alesco sulla raccolta differenziata e sul riciclo, ma anche in attività ludiche e un concorso di idee finalizzato alla premiazione degli istituti più virtuosi con computer, portatili e gadget consegnati durante la cerimonia finale dal consigliere delegato Francesco Gervasi. Accanto al tema della raccolta differenziata, quest'anno sono stati trattati anche quelli della prevenzione del riciclo. In particolare si è affrontato il tema legato allo spreco alimentare e al compostaggio domestico. L'impegno della provincia e di Alesco è ripartito proprio dalle scuole, con una nuova sfida e una nuova rivoluzione culturale per interiorizzare i principi dell'educazione attraverso il coinvolgimento degli studenti in incontri educativi presso le scuole e visite guidate ad aziende e impianti del settore. Studenti protagonisti attivi del concorso di idee attraverso 3 differenti percorsi. Alle scuole primarie è stata affidata la realizzazione del disegno Disegna tu la storia sul tema dello spreco alimentare. Alle secondarie di primo grado è spettata invece la prova Realizza l'intervista, mentre alle secondarie di secondo grado il progetto Crea lo spot. Restiamo a Cosenza, dove è stato presentato il nuovo libro dell'ormai ex giornalista Roberto Grandinetti dal titolo ironico Sono morto redattore. Vediamo.
Sono morto redattore, perché non lo è più adesso che si è dedicato all'insegnamento, ma nel suo animo Roberto Grandinetti, ne siamo certi, giornalista, lo resterà per sempre. Intanto aggiunge un altro volume alla sua personale biblioteca, un libro edito da Pellegrini, ironico e fin troppo realistico. In questo libro ci sono aneddoti, racconti un po' tragici, un po' ironici, di 20 anni passati dietro un computer e dentro una redazione. E si può un po' far capire com'è la vera vita da giornalista, 1000 sacrifici, 1000 rinunce per servire Sua Maestà la notizia, perché il lavoro del giornalista, come chi fa questo lavoro ben sa, è un lavoro che richiede molto sacrifici, dove l'orologio non esiste, dove la tua vera casa diventa la redazione. Nel libro ci sono anche i ricordi di colleghi che non ci sono più e di tanti altri che malvolentieri hanno dovuto accettare di abbandonare la loro passione e fare un altro lavoro. Cari colleghi che adesso non ci sono più, come Alessandro Bozzo, come Antonino Catera, come Maria Rosaria Sessa. E quindi si cerca un pochino di far capire ancora meglio cosa c'è dietro questo lavoro, che non è un lavoro così ovattato e da stipendi d'oro come molti credono, richiede molti sacrifici, molte privazioni. Ci sono anche le storie di giornalisti che dall'oggi al domani sono rimasti senza lavoro e che camminano per la strada e sono disposti a fare qualsiasi lavoro pur di mantenere la famiglia. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Ci apprestiamo a vivere un fine settimana con caratteristiche improntate alla variabilità a tratti instabile. Il vortice depressionario viaggia verso i Balcani e Mar Nero, anche se a suo seguito il meridione della nostra penisola rimarrà sotto il tiro di impulsi di aria fresca dai quadranti settentrionali. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Oggi al mattino poche nuvole su Cosentino e Crotonese. Possibili rovesci localmente anche a carattere temporalesco tra Vibonese e Piana di Gioia Tauro. Tra poco è parzialmente nuvoloso altrove. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità nelle aree interne, con possibili rovesci anche a carattere temporalesco su Pollino, in misura più moderata su Orso Marso, possibili sconfinamenti delle precipitazioni tra Valle dell'Esaro, parte alta della Valle del Crati, Piana di Sibari, Alto Ionio Cosentino. Avremo temporali anche sulla Sila, impossibile sconfinamento, soprattutto a Presila Catanzarese. Sulle restanti zone avremo un cielo tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso, con minore frequenza dei fenomeni che potrebbero assumere tuttavia intensità debole o al più moderata, temperatura stazionaria o in locale lieve aumento. Domani tra la notte e il mattino possibili rovesci ancora a carattere temporalesco tra Lametino, Vibonese e Piana di Gioia Tauro, poche nuvole altrove. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme sui rilievi principali della regione, possibili rovesci o temporali più probabili su Sila Piccola, impossibile sconfinamento alla Presila Catanzarese e su Serre Vibonesi. Temperatura in graduale aumento. Passiamo al comportamento di mari e venti. Oggi ventilazione del maestrale moderata sul Tirreno con mare mosso, venti deboli settentrionali sullo Ionio con mare poco mosso, ancora moderati sempre settentrionali sul settore crotonese con mare mosso. Domani ancora venti moderati del maestrale sul Tirreno con mare mosso, dai quadranti occidentali sullo Ionio con mare poco mosso sotto costa ovunque, mosso solo al largo del Golfo di Squillace. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.